buonasera e vi do il benvenuto qui al Calispera, questo locale con cui noi di Miss Alpe Adria veniamo sempre molto volentieri, un locale accogliente dove si mangia bene, si beve bene ed è proprio questo, anche questa scenografia veramente a me piace dire quasi da villaggio turistico, perché quando si è seduti qui sembra di essere in qualche luogo di vacanza. E da molti anni invece fa il fotografo dei concorsi di Miss, con grande piacere il nostro Dino Iuliani con la maglia bianca, e questa sera è venuto a trovarci il fotografo ufficiale di Miss Alpe Adria Friuli, che è Silvio Petroni, con la camicia a righe. Gli facciamo un applauso. Da Gorizia è partito appositamente per la nostra serata, in questo gemellaggio tra Miss Alpe Adria Veneto e Friuli. Che cos'è Miss Alpe Adria? È un concorso che unisce 7 paesi europei: Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svizzera. Ogni concorso, ogni nazione fa il proprio concorso nazionale e poi in un determinato momento dell'anno 3 ragazzi per ogni paese vanno a fare la finale internazionale, una finale dove ci sono 21 ragazze che cercano di ottenere la corona di Miss Alpe Adria International. Per noi dell'Italia è sempre stato difficile, perché arrivano le ungheresi, le ceche, le slovacche, le slovene, e insomma sono tutte sempre agguerrite, sono bellissime, ma quest'anno è arrivata una ragazza da Padova, della zona di Padova, più vicina qui alla Riviera del Brenta, ed è riuscita a riportare la corona internazionale qui in Italia. E questa è Giorgia Pianta, le facciamo un bel applauso. Vieni, alzati in piedi Giorgia, eccola qui, testimonial internazionale del concorso, quella che appare sui manifesti, ed è veramente un piacere averla qui con noi questa sera. Giorgia, come stai? Tutto bene? Buonasera a tutti, sì, tutto bene, grazie. Diciamo che al teatro è stata la soddisfazione più grande che ho avuto in tutta la mia vita, e mi ha dato anche tante opportunità lavorative. Infatti tra 15 giorni sarò in Svizzera per fare 3 giorni di ispirata con mia da sposa. Benissimo, e allora Giorgia, accomodati qui al tavolo della giuria, dove abbiamo, oltre a Giorgia Pianta, come vi dicevo prima, l'abbiamo presentato con questa splendida barba veramente da uomo di immagine, abbiamo Diego Brugnoli, abbiamo anche il suo figlio d'arte che è Gianluca Brugnoli, anche lui impegnato col padre nel mondo straordinario della conciatura. Poi abbiamo uno dei tanti fotografi che spesso e volentieri ci viene a trovare, e questa sera è un piacere avere in giuria con noi il nostro Andrea Roglio, eccolo qui. E poi abbiamo anche un'altra splendida presenza femminile, che è Federica Salviato, anche lei nel tavolo della giuria. Bene, amici, ho parlato tanto, ma la serata è soprattutto da vedere e da ammirare con le splendide Miss. Intanto do il benvenuto anche a Giulia Dario, vieni qui Giulia che questa sera ci farà un po' da valletta, eccola qui, le facciamo un bel applauso a Giulia. Ciao Giulia. Benissimo, allora Giulia, posizionati qui, perché tra poco dovrai scandire le partenze, anzi se va bene qui, scandire le partenze delle nostre Miss. Sono 14 a contendersi le fasce della serata, e io direi che se Davis siamo pronti, partiamo con la numero 1. Un bel applauso perché inizia la nostra sfilata e parte con Silvi. E adesso arriva, rompe giuria, la Sandy. Adesso arriva davanti alla nostra giuria la numero 3, Francesca. Numero 4 è quello di Georgina. Il numero 5 adesso c'è Gioia Ellen. Il numero 6, davanti alla giuria c'è Sara. Con il numero 7
Sara. Sono in tre a portare questo nome di questa serata. Sara Giunta con il numero 11, numero 12 Giulia. Numero 14 Fabiana. Bene, i nostri giurati hanno contemplato con molta attenzione, hanno preparato il primo voto provvisorio della serata. Il nostro Diego che sorride. Adesso è il momento di rivederle tutte assieme per il cosiddetto giro a serpentone. Approfittiamo per fare una bella foto di gruppo. Allora, intanto vediamo i nostri 5 giurati che hanno espresso il loro primo voto provvisorio, 3 ragazze che adesso entrano nel momento elegante della nostra serata, quindi sfileranno in abito da sera qui al Kalispera, quindi passeranno tra i percorsi qui del ristorante con il proprio abito migliore. E quindi, cari amici, torniamo ad ammirare queste splendide ragazze, iniziando di nuovo dalla numero 1 Silvi. Visto che apriamo la sfilata, iniziamo con un bel applauso. Francesca. Con 4 Georgina. Il numero 5 Ellen Gioia. Il numero 6 Sara. Numero 7 arriva Maria. Come numero 8 arriva davanti ai nostri giurati Sara. Arriva con il numero 9 Lara. Sorriso per il nostro fotografo ufficiale Dino Emiliani, lei è Alessia. Arriva adesso Sara.
numero 14, abbiamo. Tornano assieme a noi nel momento più elegante della serata. Un grande applauso! Cari amici, tra pochi minuti sarà il momento più caldo della serata, quindi dall'eleganza alla parte quasi estiva della nostra serata sfileranno in bikini. Amici, è il momento giusto. Le ragazze sono pronte a sfilare in bikini, momento topico della serata, quindi benissimo, partiamo con la musica, terza sfilata, Missy Albe Adria. completato il gruppo delle partecipanti che adesso rivedremo tutte assieme. Batterò la numero 1 Cindy e poi tutte le altre. Un grande applauso per queste ragazze.
avviso un po' i signori della giuria che si tengano pronti per la premiazione perché andranno a consegnare delle fasce. Avviso Federica Salviato di prepararsi, poi Diego e Gianluca Brignoli, ovviamente Giorgia Pianta e poi il mega direttore proprietario del Calispera, signor Massimo Curlano. Bene, allora cari amici, facciamo rientrare queste bellezze, cosa dici Dennis? Lo facciamo con una splendida musica, le nostre 14 splendide miss. Con grande amicizia e con grande stima l'abbiamo voluta dedicare al brand del nostro DJ preferito, il nostro Dennis DJ con la sua fascia di Miss DJ Online. Allora, Federica Salviato, raggiungimi, andrà a consegnare questa fascia. Il punteggio ha decretato un pari merito, quindi noi assegniamo il quarto posto ad entrambe, come ha detto la matematica. Al quarto posto a pari punteggio ci sono la numero 1 Silvi e la numero 4 Giorgina. Terzo posto, Miss Net Market, premiano i signori Diego e Gianluca Brignoli, e dai questa fascia, Miss Net Market, numero 6, Sara! Andiamo al secondo posto con la fascia di Miss Joylife.it, premia l'unica persona che farà due premiazioni, che è Giorgia Pianta, la fascia e poi consegnerà la corona alla vincitrice. Allora, Miss Joylife.it è la numero 10, Alessia! Consegni il cuscino con la fascia al signor Massimo che è qui alla tua destra, eccolo qui, il cuscino con la corona a Giorgia che andrà a incoronare ad annunciare che è Miss Alpeadria Calispera 2017. A vincere questa serata qui al Calispera è la numero 12. Secondo del nostro pubblico vince Giulia.
sono veramente